definizione del linguaggio, è indubbio che nel libro di Filippo Laporta è l'argomento principale, unendolo alla storia e al territorio in particolare. Ovviamente se troviamo qui, ci troviamo nel territorio veneziano. Ecco dunque che si va a parlare di Venezia. Si va a parlare di Venezia, un territorio che storicamente nei secoli ha avuto nella propria storia scrittori di fama nazionale e internazionale, e soprattutto è stata tra i primi che ha portato in auge il libro Uno su tutti, Aldo Manuzio. Però, appunto, parlando di storia, mi piaceva in qualche modo correlare l'argomento che io ho trovato preminente nel libro di Laporta, ossia il fatto che c'è una lingua principale, il cosiddetto italiano standard, che noi tutti perlomeno sappiamo riconoscere, con parallela una lingua che ad oggi comincia a contaminarlo, che è appunto una lingua fatta di cosiddetti tic lessicali. E ho ritrovato all'interno della storia di Venezia, dunque unendo la storia del territorio, come dicevo poc'anzi, ho ritrovato un parallelismo con quanto si dice ad oggi dell'evoluzione della lingua, ed è appunto nella metà del XVIII secolo. Siamo appunto nella metà del 1700, il periodo ovviamente si sa è occupato fortemente a livello sociale e culturale dall'illuminismo, il quale porta avanti una nuova delle nuove teorie. Si sa ovviamente la maggior parte di queste basano appunto l'etica morale sul lume, sulla ragione, ma anche e soprattutto, e non molto spesso questo viene citato anche nei libri di storia, l'illuminismo porta avanti fortemente una rivoluzione linguistica quasi anticlassicista, ossia anticonformista. Vuole in qualche modo, tramite i suoi maggiori esponenti, su tutti per esempio i fratelli Verri, con la loro rivista appunto del caffè, portano avanti una idea di lingua nuova, di lingua moderna, di lingua che in qualche modo si distacchi da quella lingua forbita e aulica che fino a quel tempo era principale e dominante sia nella letteratura ma anche fra i salotti, i palazzi più alcolocati.